Eder. Mech. Pallister. Sono state visionate le riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza poste all'esterno della scuola allievi agenti di Trieste posizionate in via di Guardiella e in via Damiano Chiesa, con il fine di verificare l'eventuale passaggio di Resinovic Liliana, dalla propria abitazione sita in via Verrocchio 2, lungo la via Damiano Chiesa, in direzione centro città, con esito negativo. Le immagini di videosorveglianza della scuola allievi agenti della Polizia di Stato hanno immortalato il passaggio dell'autovettura Renault Clio di colore bianco, intestata allo Sterpin Claudio. Nella fattispecie, la Renault Clio viene inquadrata una prima volta alle ore 12:30 e 21 secondi lungo strada di Guardiella, diretta in via Damiano Chiesa. Alle seguenti ore 12:33 e 30 secondi il veicolo viene inquadrato mentre scende la via Damiano Chiesa transitando davanti la scuola allievi agenti imboccando strada di Guardiella in direzione centro, città. Alle ore 13:24 viene nuovamente inquadrata la Renault Clio intestata a Sterpin Claudio, mentre percorrendo strada di Guardiella, imbocca la via Damiano Chiesa in direzione via Verrocchio. Tali passaggi appaiono compatibili con quanto dichiarato dal medesimo Sterpin in data 15 dicembre allorché ha affermato di aver percorso la strada che da via Giulia porta all'abitazione della donna, in via Verrocchino, al fine di ricercare la donna, ma senza esito. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.